ritrovati dal Palaberta di Montegrotto Terme. Si ritorna a giocare il trofeo dei territori. Dopo 2 anni di assenza il pallavolo giovanile torna ad essere protagonista e lo fa proprio con un grande classico, ovvero la competizione che ha visto in questi giorni darsi battaglia alle varie rappresentative delle province del Veneto. Oggi assisteremo ad un grande classico, da un lato del campo la formazione della rappresentativa del Vicenza e dall'altro quella di Verona. Un grande classico dei derby in un po' in tutti gli sport regionali a livello veneto. Oggi in campo partiamo con la finalissima che assegnerà il titolo per quanto riguarda la categoria Under 15 maschile, a seguire toccherà all'Under 14 femminile. Quindi a brevissimo scopriremo i sestetti che verranno schierati in campo sin dal primo minuto di gioco dai rispettivi coach. Ricordiamo che la rappresentativa della Vicenza è diretta dal primo allenatore Giuseppe Merlo, il secondo allenatore Marco Dallamaso e sempre il secondo allenatore Remigio Gorrotto. Per quanto riguarda invece la rappresentativa di Verona, ricordiamo che il primo allenatore è Claudio Ambrosi, mentre il secondo allenatore è Stefano Lorenzi. Andiamo quindi a scoprire il sestetto schierato in campo dalla formazione diretta da Claudio Ambrosi. Con il numero 3 Dusan Radojevic, con il numero 5 il capitano Niccolò Mantovani, con il numero 7 Niccolò Modenese, con il numero 9 Lodovico Pasutta, con il numero 12 Mirko Girardi e con il numero 13 Federico Zen. Mentre a difendere la seconda linea ci sarà il libero Francesco Vago. È arrivato il momento di scoprire le carte anche per quanto riguarda la formazione della Vicenza. Allora, con il numero 9 Nicola Smiderle, con il numero 11 Marco Lucchetta, con il numero 12 Alessandro Benacchio, con il numero 13 Simone Bertoncello, con il numero 14 il capitano Davide Boschini. A difendere la seconda linea ci sarà il libero Sebastiano Lussardi, mentre all'inizio ci siamo persi forse il numero 7 Giovanni Valente. Quindi questo è il sestetto schierato in campo dal Vicenza. Dicevamo un Palaberta caldissimo sia in termini di temperature che per quanto riguarda l'afflusso di pubblico, perché ovviamente tanti genitori supporter che sono presenti oggi qui per il gran finale, ricordiamo, del trofeo dei territori, che da quest'anno prende il nome di Equilibrium Cup grazie allo sponsor che è subentrato, lo sponsor AIA, che ha deciso di investire su questo sport, sui giovani e soprattutto su questa grande manifestazione che, lasciatemelo dire, mancava da troppo tempo, soprattutto per quanto riguarda le emozioni che riesce a far vivere dal campo. Fischio d'inizio, si partirà con il servizio della formazione veronese. In ricezione, se non pulitissima, Vicenza, forza subito il colpo con l'attacco di Simone Bertoncello. Prima palla a terra per quanto riguarda la formazione vicentina, 1-0. Al servizio ora Nicola Smiderle. Ricezione un po' sporca
nella metà campo veronese che in qualche modo aggiusta l'azione, contrattacco di potenza della Vicenza. Errore in attacco per quanto riguarda Marco Lucchetta, che regala così il primo punto alla formazione veronese. 1-1, perfetto equilibrio tra le due formazioni. Ricezione in palleggio per il Vicenza, che forza ancora con l'attacco di Marco Lucchetta, che questa volta piazza a terra il punto del vantaggio. 2-1. Ancora Vicenza dai 9 metri con Simone Bertoncello. Ricezione con palla staccata da rete, l'appoggio del libero per l'attacco con palla staccata da rete da posto 4. Risponde Vicenza e lo fa con quest'ottimo attacco che porta la firma del capitano Davide Boschini. Vicenza che ora si prende un altro punticino di vantaggio. 3-1 è la parziale in questo primo set. Ricordiamo in palio c'è il titolo per quanto riguarda l'Under 15 maschile. Per chi si fosse collegato in questo momento, ricordiamo che ad affrontarsi sono le formazioni della rappresentativa della Verona, ora al servizio, e la rappresentativa della Vicenza. Palla nella metà campo, Berica, palla a terra ancora una volta con Davide Boschini. 4-2 il parziale. Al servizio ora il numero 7, Giovanni Valente. Tiene in ricezione Verona. Non forzano i gialloblu cercando di giocare sulle mani del muro avversario, ma tiene bene il muro della Vicenza che si porta quindi sul +3, 5-2. Come sentite, il tifo si fa sempre più importante qui alla Pala Berta di Montegrotto. Ora non passa il primo tempo di Mirko Girardi, arriva il primo time out per quanto riguarda la formazione diretta da Claudio Ambrosi e Stefano Lorenzi. Allora, primo parziale importante per quanto riguarda la formazione berica, che si è portata nel giro di poche azioni sul +4, 6-2. Abbiamo visto sicuramente una fluidità di gioco da parte dei vicentini. Dall'altra parte un Verona che sta ancora giocando, a mio avviso, un po' con il freno a mano tirato rispetto ad un Vicenza che invece sta lasciando ogni azione fare il proprio corso a tutto braccio e giocandosela punto su punto. Vedremo se il time out chiesto dalla formazione veronese sarà servito a dare uno scossone ai propri atleti. Al servizio Vicenza, tiene in ricezione Verona, l'attacco da posto 4, buona la difesa di Vicenza, ricostruisce il gioco Verona, difesa un po' abbondante, in qualche modo i veronesi aggiustano l'azione, ma c'è un nuovo attacco pungente della formazione vicentina, questa volta con il numero 11 Marco Lucchetta. Vicenza prende il largo, +5 al servizio Giovanni Valente. Sicuramente il turno in battuta di Valente sta dando i propri frutti, ma c'è anche l'ottima risposta di Verona che in questo momento mette a terra una diagonale laddove la formazione vicentina pecca forse nell'interpretazione sul dentro fuori. La palla è in punto Verona che si cerca di accorciare le distanze portandosi ora sul 7-3. Ricezione non pulitissima di Vicenza, ottimo lavoro del palleggiatore Berico e con questo attacco con palla staccata da rete che porta la firma di Davide Boschini. Ottimo lavoro in attacco per la formazione diretta
da Paolo Giuseppe Merlo. 8-3 il parziale, più 5 Vicenza, ancora dai 9 metri. Al servizio Marco Lucchetta. Tiene in ricezione Verona, l'apertura per l'attacco da posto 4. Ma c'è un gran lavoro a muro di Vicenza, non si passa. Niccolò Modenese cerca l'attacco in diagonale, ma si trova la strada serratissima. Ancora Lucchetta al servizio. Per un soffio Modenese non intercetta la palla, che è out. 9-4 il parziale. Ancora Verona al servizio. Tiene in ricezione Vicenza, l'apertura per l'attacco da posto 4. Ancora una volta Davide Boschini vincente. Si vola sul più 6. Per quanto riguarda la formazione diretta da Paolo Giuseppe Merlo. Tiene in ricezione Verona. Alzata forse un po' bassa per l'attacco dal centro. Verona aggiusta come può, ma c'è un nuovo punto per la formazione berica. Attenzione, c'è un doppio cambio nelle fila di Verona. In campo il numero 11 Riccardo Ferri e il numero 8 Gioele Costa. Cambio in regia per cercare forse di dare uno scossone alla cabina di regia veronese, ma un regalo a rete, a fil di rete, che Vicenza certo non si fa scappare. Come si suol dire in gergo tecnico, un calcio di rigore senza portiere, con Simone Bertoncello che piazza l'ennesima palla a terra. 12-4 intanto è la parziale, ci riprova Verona e questa volta va a segno Gioele Costa, new entry tra l'altro. Ottima azione. Andiamo ora sui 9 metri con il servizio dei veronesi. Ricostruisce il gioco Vicenza e questa volta a fare la voce grossa a muro è ancora Verona con Gioele Costa, vero mattatore in questi ultimi scambi. La new entry nella metacampo veronese ha saputo portare il proprio spirito combattivo. Risponde però Vicenza e lo fa con una palla a fil di rete. Ottimo lavoro del regista vicentino. Adesso sono 7 le lunghezze di vantaggio per la formazione diretta da Paolo Giuseppe Merlo. 13-6 il parziale di gioco in questo primo set. Vicenza al servizio. Tiene ricezione Verona. Prova l'attacco dal centro, ma non riescono ad intendersi. Palleggiatore centrale. La palla cade a terra. Ancora Vicenza al servizio con Alessandro Benacchio. Tiene in ricezione Verona, forza l'attacco, ma c'è il buon lavoro in difesa dei berici. Un palla staccata da rete, a tutto braccio. Simone Bertoncello piazza a terra la palla del 15-6. In ricezione Verona aggiusta come può il palleggiatore
veronese, la palla però oltrepassa la rete senza che ci sia un contrattacco vero e proprio. Si vola sulla più 10, 16-6 la parziale, ancora Vicenza a condurre al servizio Alessandro Venacchio, ma c'è un nuovo time out. Ovviamente la formazione veronese sta cercando in tutti i modi di mettere un freno alla fluidità di gioco imposta dalla metacampo berica. Non è facile perché anche le cose più difficili gli riescono benissimo in questo frangente di gioco. D'altro canto Verona ha messo un po' i bastoni tra le ruote, ma non è bastato, perché appunto soprattutto in fase di ricostruzione del gioco Vicenza ha mostrato di avere una marcia in più. 16-6 il parziale in questo primo set. Ricordiamo in palio il titolo del trofeo dei territori per quanto riguarda la categoria under 15 maschile. Tiene in ricezione Verona, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, ottimo lavoro a muro ma anche un grandissimo lavoro in difesa per quanto riguarda i veronesi. E adesso arriva la stoccata di quelle che fanno male, perché arriva quando Verona aveva dato di tutto di più in questa azione. E arriva l'attacco pungente di Vicenza, che piazza a terra una diagonale che vale il più 11, 17-6. Contrattacco Verona che lavora molto bene sulle mani del muro berico. Ancora una volta a fare la voce grossa in fase d'attacco è Gioale Costa. Buona la ricezione nella metacampo berica e altrettanto buono l'attacco dal centro, che questa volta porta la firma di Giovanni Valente. 18-7. Ancora sui 9 metri con Vicenza, tocca ora a Verona ricostruire il gioco. Buon lavoro in difesa, seppur con una difesa non pulitissima questa volta è Verona a sprecare questa opportunità. Dopo una difesa un po' sporca della formazione berica. 19-7 il parziale. Tiene in ricezione Verona, l'apertura del gioco per l'appoggio direi di Gioale Costa e ancora Vicenza che spinge sull'acceleratore, questa volta con Simone Bertoncello che buca letteralmente la difesa avversaria. 27 il parziale, nuovo cambio nelle file del Verona. Entra in campo Loris Praga e Michele Aldegheri. Coach Claudio Ambrosi cerca di rimescolare le carte per giocarsi questo finale di set che sembra, il cui destino sembra oramai già scritto. Arriva anche l'Ace a 21-7 proprio sul nuovo entrato. Ancora al servizio con Vicenza. Palla nella metacampo veronese. L'appoggio per la ricostruzione poi del gioco dei vicentini che vanno a briglia sciolta. Attacco che porta la firma di Marco Lucchetta. 22-7. Nuovo cambio nelle fila veronesi.
Ivan Morandini in campo. Ricezione con palla staccata da rete per quanto riguarda Verona, il libero che appoggia per l'attacco, ben amministrato da Michele Aldegheri, che lavora bene sulla mano esterna del muro vicentino, raccogliendo un punticino che vale il 22-8. Attenzione, c'è un po' di titubanza sul turno in battuta. Michele Aldegheri al servizio per Verona. Viene fischiato un fallo per quanto riguarda la metà campo veronese. Uno di quei errori che in questi frangenti fanno doppiamente male, perché abbiamo un Vicenza che si sta praticamente preparando il terreno per il finale di gara. Verona che è incappata in un errore non tanto di gioco, che fa davvero male. Non riesce all'impresa di tenere in piedi questa difesa. Alla formazione diretta da Claudio Ambrosi. Set point 24-8. Simona Mertoncello al servizio. Servizio a piedi terra, la palla è out. Annullato la prima opportunità per chiudere qui il set per quanto riguarda la formazione vicentina. C'è un cambio nelle formazioni. Nella formazione del Verona rientra in campo Lodovico Pasutta. Cambio al servizio. 24-9 il parziale. Ricordiamo, è sempre Vicenza a condurre il gioco. Tiene in ricezione Vicenza. Viene però fischiato. Ah, non aveva fischiato l'arbitro, ecco cos'era successo. Il gioco era continuato, ma di fatto l'arbitro non aveva fischiato, di conseguenza non era stato dato il via a questo servizio. Vicenza ora piazza a terra la palla che vale il 25-9, che di fatto chiude qui il primo set. Nulla di fatto è già scritto, però Vicenza ha sicuramente messo una buona ipoteca su questa finalissima. Noi ci ritroviamo a brevissimo con l'avvio del secondo set.
Squadre pronte a rientrare in campo dopo il primo set che ha visto Vicenza fare la parte del leone. Ora Verona tornerà a dare battaglia per questo importante titolo. Ricordiamo, si sta giocando la finale primo e secondo posto per quanto riguarda il trofeo delle regioni, trofeo dei territori, che quest'anno prende il nome di A Equilibrium Cup. Ancora qualche istante, poi ci sarà il fischio d'inizio di questo secondo set. Nel frattempo hanno fatto il loro ingresso anche al Palaberta le formazioni dell'Under 14 femminile, che a seguire di questo match si giocheranno il titolo di categoria. Ricordiamo che questo trofeo si torna a giocare dopo 2 anni di assenza. Ovviamente Covid, restrizioni e quant'altro, varie decisioni legate comunque alle limitazioni dei campionati avevano portato anche ad uno stop relativo a questa competizione, che ricordiamo riguarda tutte le rappresentative delle varie province del Veneto, che tra l'altro nei giorni scorsi si sono affrontate in un girone unico all'italiana nella prima fase, solo andata, e poi nella seconda fase con le finali, fino ad arrivare ad oggi, momento in cui si sta giocando la finalissima primo secondo posto. Rispetto al primo set vedete sui nostri schermi le formazioni invertite dopo il cambio campo. Si parte con il servizio di Vicenza, che mette subito in difficoltà la formazione veronese. Ottimo lavoro però in attacco per i giallo-blu, che stanno cercando in tutti i modi di tenere in piedi questa palla che cade giù ad una potenza impressionante. Primo punto Vicenza, che va al servizio con Nicola Smiderle. Palla staccata da rete per Verona, l'appoggio in bagger per l'attacco. Risponde Vicenza e lo fa con una parallela pungente che Verona non riesce a recuperare. Ancora Nicola Smiderle al servizio. 2-0 il parziale in questo secondo set. Buona la ricezione di Verona, l'apertura del gioco per l'attacco che porta la firma di Nicolò Mantovani. Buono il lavoro di lettura a muro per la formazione berica, che si porta presto sul 3-0. In ricezione Verona, forse il colpo un po' troppo. Federico Zen. 4-0. Vicenza al servizio. Tiene in piedi come può Verona questa azione. E c'è un nuovo attacco aggressivo dalla metacampo berica con Marco Lucchetta, volo altissimo, attacca praticamente senza ostacoli a muro e piazza a terra la palla del 5-0. Ovvio che Verona non ci sta. Coach Claudio Ambrosi chiede il time out per cercare
di trovare una chiave di volta per fermare il gioco avversario. Dall'altra parte della rete abbiamo visto coach Paolo Giuseppe Merlo incitare i suoi ad andare avanti così, esprimendo un gioco pungente e difficile da leggere. Prosegue il turno in battuta di Nicola Smiderle. Apertura del gioco per l'attacco dalla seconda linea, c'è l'ottimo lavoro in difesa di Vicenza che però sbaglia il colpo in attacco, regalando quindi il punto a Verona. Va ora al servizio con il numero 12 Mirko Girardi, ricezione un po' abbondante. Palla ancora nella metà campo Berica, ottimo lavoro del palleggiatore vicentino che però questa volta trova anche un'altrettanto ottima lettura a rete della formazione veronese che mette i bastoni tra le ruote alla ricostruzione del gioco avversario. Punto Verona che si rifà sotto, 5-2 il parziale in questo secondo set. Contrattacco Vicenza di forza, questa volta a mettere la palla a terra è Simone Bertoncello. (6-2) il parziale. Tiene in ricezione Verona, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, ottimo lavoro di autocopertura e difesa di Verona e gran lavoro soprattutto in fase di contrattacco. Viene fischiato forse un fallo. Vediamo i due arbitri consultarsi su quest'ultima azione di gioco. Abbiamo visto il coach di Vicenza chiedere l'intervento arbitrale. Dopo la consultazione dei due arbitri, il verdetto è il seguente, ovvero punto Vicenza che torna sui 9 metri. Tiene in ricezione Verona, l'apertura del gioco ancora una volta con l'attacco dalla seconda linea, è sicuramente un ottimo scambio e un'ottima conclusione di gioco con Federico Zen. (7-3) il parziale. Tiene in ricezione Vicenza, non si intendono tra palleggiatore e centrale in questo frangente, palla che praticamente non oltrepassa la metà campo. Questa volta Verona pecca di abbondanza al servizio, punto Vicenza che torna sui 9 metri. Questa volta con Giovanni Valente. Costruisce il gioco Verona, gioca bene sulle mani del muro avversario. Prova ora la palla corta, ottima difesa di Vicenza, che ha ora una ghiotta occasione, ovvero quella di andare in attacco con uno dei suoi attaccanti più pungenti, ovvero il capitano Davide Boschini. Scelta vincente, oserei dire. Punto Vicenza che torna sui 9 metri. L'apertura del gioco per l'attacco di Verona ancora una volta con Federico Zen, che dall'avvio di questo secondo set lo vediamo giocare un pochino di più a briglia sciolta.
9-5, sempre Vicenza a condurre, ma Verona non molla. Buon lavoro in ricezione, l'attacco dal centro con questa palletta corta che spiazza la difesa avversaria. Più 5 Vicenza, 10-5. Mi è chiesto l'intervento in campo per asciugare dopo la caduta del giocatore in fase difensiva. In ricezione Verona, contrattacco, gioca bene sulle mani del muro avversario, ricostruisce il gioco Vicenza e arriva una nuova diagonale che porta la firma di Davide Boschini. Più 6 Vicenza, 11-5. Al servizio per la formazione diretta da Paolo Giuseppe Merlo, punto Verona che guadagna un altro punticino. 11-6, Verona al servizio. Tiene in ricezione Vicenza, forza in attacco ancora una volta con il capitano. Che va ora al servizio. Tiene in ricezione Verona, si affida al solito, mi verrebbe da dire, Federico Zen, scelta vincente, chiedono un tocco a muro. Dalla nostra postazione sembrava alquanto palese. I giocatori del Vicenza non erano pienamente convinti di ciò, però anche il primo arbitro, di fronte alle proteste dei giocatori, ha ribadito di aver ravvisato il tocco. 12-7 il parziale in questo secondo set. Verona al servizio, tiene in ricezione Vicenza con palla staccata da rete. Ricostruzione del gioco non pulitissima, c'è un po' di confusione nella metà campo berica. Tocca ora a Verona ricostruire l'appoggio del libero. Ha tutto il tempo ora Vicenza di dire la sua e lo fa egregiamente con Marco Lucchetta. 13-7 il parziale in questo secondo set. Ricordiamo Vicenza già conduce un 7-0 dopo essersi messa in saccoccia il primo set. Tiene in ricezione Verona, l'apertura del gioco per l'attacco non di forza. Risponde ancora Vicenza con una diagonale veramente ficcante che porta la firma di Simone Bertoncello. 14-7 il parziale. In ricezione Verona, gioca la palla al centro, scelta vincente seppur sfiorata, come si suol dire, nel senso che palleggiatori centrali non si erano intesi bene forse sul tempo dell'attacco. Comunque Mirko Girardi riesce a piazzare a terra la palla del 14-8. Qualche imprecisione di troppo nella metà campo berica. Ora Verona ha la possibilità di forzare il colpo, ma c'è l'ottimo lavoro in difesa di Vicenza. Cerca nuovamente la diagonale Simone Bertoncello, ma questa volta la palla è out. 14-9. Verona che si rifà sotto. Ricezione non pulitissima nella metà campo berica, ricostruisce il gioco Verona, ottimo lavoro del palleggiatore con questo attacco
vicino. 14-10. Nicola Modenese al servizio. Primo tempo di Vicenza, ma c'è l'invasione fischiata a Verona che vale il punto per la formazione berica. Nicola Smiderle al servizio, tiene in ricezione Verona. L'apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Vicenza non riesce ad imporre il proprio di gioco e il punto è ad appannaggio della formazione diretta da Claudio Ambrosi. Tiene in ricezione Vicenza, contrattacco, difesa e ricostruzione del gioco che porta la firma dei veronesi che vanno a segno e lo fanno con Nicolo Mantovani. Attenzione perché Verona pian piano si sta facendo sotto, 15-12 il parziale. Tiene in ricezione Vicenza, palla al centro, non forzata. E risponde Verona ancora con Niccolò Mantovani. Ottima scelta di gioco, ma soprattutto ottima finalizzazione di gioco del capitano giallo-blu. E c'è il time out chiesto dalla panchina della Vicenza, ovviamente. Adesso la palla scotta. Dopo un primo set dove sembrava viaggiare a senso unico per i berici, in questo secondo set Verona sta esprimendo sicuramente una maggiore consapevolezza nel gioco, sta rischiando qualcosina in più e lo si vede azione dopo azione, con Vicenza che fatica a trovare una quadra in chiave difensiva e nella ricostruzione del gioco. Squadre che rientrano in campo dopo il time out chiesto da coach Merlo. Palla nella metà campo berica che torna a fare la voce grossa in attacco con Marco Lucchetta. (16-13) il parziale, Vicenza al servizio. Tiene Verona in ricezione, l'apertura abbondante di Riccardo Ferri che spreca un'occasione d'attacco. 17-13, ancora Vicenza dai 9 metri. La palla è out, punto Verona che si rifà sotto, 17-14. Viene chiesto un cambio nelle file del Verona. Viene chiesta la formazione per capire a chi tocca il turno in battuta. Al servizio Dusan Radivojevic. Chiedo già perdono per il cognome perché so di non averlo pronunciato in maniera corretta. E c'è un ottimo lavoro a muro della formazione veronese con Lodovico Pasutta, coriaceo, impedisce alla formazione vicentina di finalizzare l'attacco. Attenzione
attenzione ora alla risposta. Berica con il capitano Davide Boschini, lavora altissimo e chiude il colpo con una diagonale veramente difficile da difendere. 18-15 il parziale. Apertura del gioco a fil di rete per Federico Zen e ottima risposta di Vicenza, che questa volta spiazza la difesa veronese. Palla a terra che vale il 19° punto per Vicenza. Palla nella metà campo veronese, ottimo lavoro in attacco di Federico Zen, che piazza a terra una diagonale che Vicenza non riesce ad intercettare. 19-16, cambio nelle fila di Verona. In campo Loris Praga, al servizio del capitano giallo-blu. Con palla staccata da rete per Vicenza, viene fischiata un'invasione a rete, si guardano i giocatori del Verona, ma viene anche chiesto al capitano vicentino di avvicinarsi al soggiorno degli arbitri per questa esultanza un po' colorata o colorita, come si suol dire. 20-16 il parziale, ci avviciniamo alle fasi calde di questo secondo set. Tiene in ricezione Verona, l'apertura del gioco per l'attacco di Zen, ottima palla nella zona di conflitto. 20-17 il parziale. Gioca la palla corta a Vicenza, ma ottimo lavoro in difesa di Verona, che deve rispondere ora ad un attacco pungente che porta la firma ancora una volta del capitano vicentino, davvero incontenibile in questo match. Errore al servizio del capitano vicentino che regala il 18° punto a Verona, che rimane sempre aggrappata al risultato. Ricordiamo il parziale in questo secondo set, 21-18 con Vicenza che conduce i giochi, ma un grande equilibrio tra le due formazioni. E arriva anche il 22° punto per la formazione biancorossa. Finale caldissimo di set. Vicenza al servizio, tiene in ricezione Verona con palla a fil di rete, buon lavoro del regista giallo-blu, spreca questa opportunità Federico Zen che chiude troppo il colpo e la palla rimane nella propria metà campo. Ed ora c'è il time out chiesto dalla panchina veronese sulla 23-18. Vediamo coach Ambrosi e coach Merlo
dare le indicazioni di gioco ai suoi. Squadre che rientrano in campo dopo il break chiesto dalla panchina veronese. Vicenza al servizio. Tiene in ricezione Verona. Buono l'intervento del regista ad una mano. Non finalizza Vicenza, che si porta a casa il punto. Palla nella metà campo veronese, 23-19 il parziale. Ricezione non pulitissima per la formazione iberica, che alza però la voce in fase offensiva. Attenzione alla ricostruzione del gioco, buono il lavoro in difesa e in contrattacco di Verona. Palla staccata da rete, azione lunghissima, attenzione a Federico Zenna, che con questo attacco pungente riesce a rimescolare le carte in questo finale di set. 23-20. Verona rimane attaccata alla parziale. Arriva però, mi verrebbe da dire, uno dei volti noti di queste azioni, ovvero Simone Bertoncello. Simone Bertoncello che piazza a terra la palla del 24-20, mettendo quindi una grandissima ipoteca su questo secondo set. Palla sui 9 metri. Ricostruzione del gioco da parte di Verona. Palla nella metà campo di Vicenza, che lavora bene sulle mani del muro avversario. E di fatto chiude qui ogni possibilità. Con grande onore Verona ha cercato in tutti i modi di arginare il gioco dei cugini vicentini, che di fatto sono riusciti ad imporsi in questo match caldissimo. Noi intanto vediamo le due formazioni che si stanno ovviamente godendo il momento. A brevissimo avremo anche qui nella nostra postazione l'intervento degli addetti ai lavori, ovvero a chi ha voluto e ha lavorato duro per questo finalissimo, per questa finalissima. Al mio fianco ho Cinzia Businaro, presidente della FIPAV Padova, ma è anche coorganizzatrice dell'evento. Un evento che abbiamo detto sin dall'inizio di questo match finalmente è tornato, mancava. Abbiamo un'interferenza in cuffia. Esatto. Ok, adesso ce ne sentiamo anche noi. Stavamo dicendo che è veramente un entusiasmo di poter riproporre questo tipo di attività, che è fondamentale per l'attività del territorio di tutti i comitati. Ovviamente abbiamo sentito il fatto che comunque per 2 anni non abbiamo potuto organizzare manifestazioni di questo tipo, quindi l'attività giovanile in generale è stata molto penalizzata, quindi riportarlo qui in questo territorio, che è un territorio che si presta molto a questi tornei di alto livello, in quanto noi come comitato territoriale organizziamo proprio qui nel bacino di Avano Montegrotto il famoso torneo del Campesan, che spero nella prossima stagione di poter organizzare la 10ª edizione. Oltretutto un territorio che praticamente si adatta molto con altissima ricettività alberghiera di alto livello e anche con impianti che rendono questi tornei di altissimo livello e anche di alta qualità, per cui è stato veramente un onore. Spero che chiunque abbia potuto vivere con noi questa esperienza riporti a casa nei loro territori un gran ricordo
e sicuramente una bella esperienza per tutti gli atleti che hanno partecipato. Soprattutto a questo anche evento. a colpo d'occhio possiamo dire una grandissima risposta da parte del pubblico. Assolutamente sì, questo lo vediamo, comunque l'abbiamo visto nella ripresa delle attività, ma in modo particolare anche con questo evento il pubblico è sempre molto caloroso e vicino ai ragazzi, soprattutto alla pallavolo giovanile, perché appunto è il nostro futuro e quindi di conseguenza siamo particolarmente attenti a queste organizzazioni che finalmente sono ripartite. Quindi diciamo FIPAV Padova in prima linea insieme alla FIPAV del Veneto, ci sono degli altri progetti lì pronti a partire? Assolutamente sì, noi come comitato stiamo ancora finendo la parte torneistica, per cui siamo ancora impegnati su questa fronte. È ovvio che adesso si spera che la prossima stagione sia una stagione pressoché normale in cui si possa praticamente ripartire con un'attività a 360 gradi, che quest'anno è stato fatto tutto, è stato fatto tanto, ma ovviamente tutto in corsa e tutto in divenire, per cui possiamo fare veramente un plauso non solo al comitato regionale, comitato territoriale di Padova, ma a tutti i comitati del Veneto che hanno fortemente voluto questo evento e che si sono impegnati, perché anche se fuori stagione, perché solitamente il trofeo dei territori viene disputato in periodo primaverile, però insomma abbiamo condiviso il fatto che era opportuno dare questa grande opportunità ai ragazzi e quindi ci siamo impegnati tutti su questo fronte. Indubbiamente un plauso agli organizzatori che hanno saputo resistere. Esatto, ovviamente c'è anche un grande grazie da ricordare tutte le società del territorio che hanno presidiato tutte le palestre, per cui insomma le ricordo: il Virtus Abano, il Pool Patavium, Pallavolo Torreglia e anche Pernumia, Volley Pernumia. Sono tutte società che gestiscono gli impianti della zona e che ci hanno permesso di lavorare in sicurezza con impianti perfetti, quindi un gran lavoro di squadra che parte dalle amministrazioni comunali che ci mettono a disposizione impianti come questo del Palaverda, società, supporto e comitati che hanno voluto fortemente questo evento, quindi gli ingredienti ci sono tutti e ci fa ben sperare per il futuro. Bene, noi ovviamente la ringraziamo per il suo intervento, abbiamo anche la possibilità di avere qui Roberto Maso, il presidente. Grazie a voi. Grazie. Dicevo, abbiamo l'opportunità di avere qui anche Roberto Maso, il presidente della FIPAV regionale del Veneto. Si è appena conclusa uno dei match caldi, ovvero la finalissima del primo e secondo posto, in campo le formazioni del Verona e del Vicenza. Adesso ripartiremo con il femminile, dicevamo appunto con la presidente della FIPAV Padova, finalmente è tornato questo torneo. Sì, finalmente dopo 2 anni siamo riusciti a ripartire con un inizio di stagione un po' difficile perché la pandemia ci aveva ancora bloccato, però ho visto i vari comitati si sono attivati, sono riusciti a fare un po' di attività all'inizio della stagione e poi via via le cose sono state veramente accelerate. Era un appuntamento importante nel passato ed è stato oggi un appuntamento ancora più importante perché segna un po' una ripartenza della nostra attività e veramente l'ho visto nella faccia delle ragazze, dei ragazzi, degli allenatori, la voglia di ritornare in campo. E poi oggi vediamo anche tanto pubblico che non era una cosa tanto che eravamo abituati, quindi siamo contenti perché purtroppo l'unica cosa che non abbiamo potuto completare appieno come di tradizione è il trofeo di territori con Trento-Bolzano. Quest'anno per esigenze di tempo e anche organizzative abbiamo preferito farlo solo con le province venete. Però questo è un appuntamento che daremo ai nostri amici di Trento Bolzano anche per gli anni prossimi. Non scontato il fatto che finalmente i comitati possono iniziare a programmare. Sì, ce lo auguriamo perché noi stiamo già preparando la prossima stagione per una stagione normale, ce lo auguriamo tutti, anzi dobbiamo pensare al normale, se no... Bene Presidente, noi ci accingiamo a scoprire poi quello che sarà l'epilogo della finalissima femminile. Grazie per essere stato qui con noi e ai Grazie a voi. telespettatori diamo appuntamento a brevissimo. Grazie. Grazie.